importante. È giusto. È importante. Abbiamo finito, continua. Se vuoi, c'è un domani. Come fare? Ma continua, dai. Tutta una strofa, cioè. Come? Tutta una strofa. Ah, sì, vai. Nella tristezza è medicina con saggezza. Esattamente. Ragazze, sono attento. E se poi incontri chi te lo offre, sii generoso, dona il tuo cuore. Perfetto. Il cuore. Bellissimo. A cuore non si comanda, ragazze, veramente. Perfetto. Contattatemi subito perché io ho un cuore da tutte le vie. Un cuore genuino, praticamente. Un cuore sanissimo. Sanissimo, perfetto. Michelangelo, c'era Michelangelo che voleva dire qualche altra cosa. Io voglio dedicare un'altra poesia, Basta che non è lunga però, perché no, sennò non ce la facciamo. a quelle che sono sole, Sì. anch'io sono solo e Allora, come si intitola? La solitudine? la solitudine. La solitudine. Allora, sentiamoci la poesia che dedicherà Michelangelo alle telespettatrici che vorranno naturalmente contattarlo. La solitudine, lo sai, è un tormento che soltanto le nere può l'amore. Vedendo te rivivere mi sento, bocciata una speranza nel mio cuore. Sperando in un momento tanto atteso io tremo, ogni parola che tu dici. Aun sì il cuore mio rimane appeso, non fammi più soffrire, fammi felice. Perfetto, bellissima, bravo, bravo Michelangelo. Va bene, va bene. Facciamoci la base. Allora, ascolta, l'ultimo messaggio che vogliamo dare naturalmente alle telespettatrici, esatto? Che c'è dopo durante. Vabbè, questa poi eventualmente gliela dici nel momento in cui ti contatteranno. Nel Eventualmente momento- una piccola cosa. Eventualmente praticamente glielo dici dopo. Brevemente. Brevemente quanto? Diciamo un minuto? Vai. No, anzi di meno. Di meno, va bene, vai. L'amore. Se lo sapete cos'è l'amore, ragazze? Ma ve lo dico io. Me lo insegno io. Il grande Nino, diplomato, paese agrario. Arriva al punto perché Sono sennò per te, sì. esatto, non ce la facciamo. Ecco. Ha ragione, vabbè. Vai. Facciamo vabbè, giusto. Allora, acqua di fonte fu giammai sì pura, né sole splendente il cielo né radiante, non è tanto più bella la natura. Nel mondo né dosso austero più grande. Bellissimo. Avete capito una cosa? Bellissima, bellissima, sperando sempre che loro abbiano dubbi, capito. se ci sono dubbi, Telefonategli. Fai un'altra. Non ce la facciamo come tempo. Ci ho pensato un'altra. Vabbè, come tempo materiale purtroppo non ce la facciamo. È corta comunque. Corta quanto? Corta che. Vai, forza. Perfetto, era bellissima. No, complimenti. non è questa. Non è questa. Non mi... Dura di più. Dura di più. Vabbè, allora facciamola. Siamo un pugno di amici. Facciamo una cosa, ascolta, facciamo una cosa, diciamo alle telespettatrici che per chiunque volesse contattarvi naturalmente per Michelangelo dovete chiamare il suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione e che naturalmente lui vi dirà ora a voce. 333 87 55 265. Perfetto, per tutte quelle ragazze naturalmente che lo vorranno contattare, mentre per quelle che vorranno contattare Nino Tumbarello che è qui a fianco a me. Lo dico, e lo dovete contattare, però di un cazzo no, mi sappio. Esatto. Contattate questo numero, sono un ragazzo d'oro. Perfetto, dovete chiamare naturalmente scusi, dovete chiamare a me. Al numero che state vedendo in sovraimpressione e che il Nino Tumbarello vi dirà ora a voce. Ecco, allora il mio numero è 2 punti, a capo. Linetta. 328 42 66 350. Perfetto, non dimenticate. Naturalmente ora Nino si leverà gli occhiali così vi farà vedere il suo sguardo mascolino, è molto affascinante. Vedete che begli occhi che c'ha, bel colore. Vedete anche lo sguardo, naturalmente ora si leverà il cappello così per farvi vedere naturalmente il suo sguardo. Ma i capelli ce l'ho un poco. Vabbè, il cappello allora non se lo leva perché i capelli ce l'hai un pochettino acchiappati, diciamo. Acchiappati. Giusto? Vabbè, amiche telespettatrici, io non posso dire altro che se voi volete contattare sia Nino Tumbarello, 32 anni di Strasatti di Marsala, che Michelangelo, 37 anni, lo stesso di Strasatti di Marsala, non potete fare altro che chiamare al loro numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Loro sono qui che stanno aspettando le vostre telefonate, per cui chiamateli, perché sono due bravi ragazzi, sono due omoni, come dire. Siamo esatto. Sono squisite, compreso Alberto. Esatto. Sono sposato. Io single, sono single. Sì. Single come voi, sono a loro disposizione. Siamo per cui chi vuole chiamare, chiama. Liberi, siamo liberi. Perfetto. Allora, per completare, amiche telespettatrici, un ultimo messaggio da Nino e un ultimo messaggio da Michelangelo. Ascoltate. Ah, perché no? E che tipo di passaggio devi dare? Vabbè. Non lo so, un messaggio che vuoi dare alle telespettatrici che ti vorranno chiamare. Il mio messaggio è che voglio una ragazza che mi sappia amare, capire. Soprattutto amare. Soprattutto amare, esatto. Va bene, mentre per te? Per me. Va, non è finita ancora. Non è ancora finita la storia.
sbrigati perché abbiamo poco tempo. Sì, esatto, mi scusi, vabbè. Comunque il tempo vola. Quindi ragazzi, il tempo vola. Una ragazza, anche se non è vergine, comunque se è vergine, se Adamo, che ti pigliano i contatti, mi telefoni, ci contiamo anche qui, dove siamo pure in Perfetto, va bene. E mentre per Michelangelo, veloce? Per me dovete scoprire. Mi telefonate E lo volete scoprire? mi scoprite. Lo dovete scoprire, va bene. Per quanto riguarda, attenzione, un ultimo saluto per quanto riguarda la rubrica dei cuori solitari. Alberto vi saluta in compagnia di Michelangelo. E in compagnia di l'amico di Nino! Ciao! Ciao! Viva l'Italia! Vinti mondiali! Viva l'Italia! Ciao! Nessuno ci Ciao! Ciao! Ciao ragazzi, ciao! Contattateci, ciao!